Buondì a tutti e bentornati in Cumelgo per la trasmissione Intra la nostra dente, in cui sono in compagnia di Don Attilio, il più grande Ciandisi, e la parrocchia di Ciandisi, la parrocchia di Duslè e quella di Padova. Buondì Don Attilio. Buondì a tutti. Allora, io approfitto la sua presenza per domandare che vuol dire essi in cui e dopo in particolare in Cumelgo, visto che ci tonchilò. Sì. Fai al pre al didencoi non è facile, penso che non sia facile fare una roba, no? Al didencoi la vita è tutta complicata, però è sempre una bella roba in due sensi. Prima di tutto perché che al didencoi forse non ha più bisogno per il passo che al pre sia presente in me dalla denti, che al sfata sentissi, che al fata vezzi, che al sfata carico di problemi là denti, no? Ma solamente al più avanti ad fare scarico di problemi di tutti i settori là dentro, no? In modo un seio, i doni, i canai, i malati, i vecchi. E naturalmente sta da voglia tutti questi robi non è facile, non è una roba semplice, prima di tutto perché che vuole avere una preparazione più grande, no? Più specifica. E dopo dall'altra parte perché che le esigenze tanti, al tempo pecco, e ecco, con giustamente ti has detto un danti, le parrocchie non è più una sola, ma è tre, per esempio, nel mio caso, e allora non è facile, sta da voi tutto. Però è sempre una bella avventura, è sempre una roba bella, può fare il ben più possibile alla denti. E nel caso del Cumelgo, naturalmente, bisogna tenere conto da noi viviamo, no? Da noi sono, le tradizioni, i bisogni, le necessità della denti, no? Che questo non si può mai fare in manco da non tenere conto. E nel mio caso, fai il più avanti me dalla mia denti è una roba anche più bella, anche più grande, perché vedi metti veramente tutto al cuore per poter fare quel che è necessario, quel che la dente ha bisogno e quel che svedi che il ben la sua denti, però non limitandosi a fare quel che spudara vedi, non manco no che bisogno, ma avete piuttosto una lontananza per individuare quali che le necessità e i bisogni là denti non sono in cui man del man. Se sa che tante esigenze da ascoltare pixeia, no? E da tenere conto, però la sedia ad essere fedele, anche se non è proprio una parola tradotta dal senso giusto, però la sedia ad essere fedele al Signore e ad essere fedele all'uomo. Perché che se la sedia avesse da dire algo contrario a quel che ha detto al Signore, non sarà più fedele a lì. E sconca il Signore vel ben l'uomo, sicuramente assecondando i modi, per esempio, che in giro, dirà anche contro quel che è il ben l'uomo. Che pensate di dogni, in cui? Ma ecco, allora, i dogni, secondo me, intanto i dogni sinceri, i dogni schietti, i dogni e buoni d'autenticità anche, no? E i dogni naturalmente è tanto meglio che noi solito pensiamo. Perché che è provato in tante occasioni che io mi sei sempre occupato di dogni che quel che i dogni al cuore è certamente algo più grande che che noi immaginiamo, che noi vediamo, che noi pensiamo. Quel che è importante è che al dire in cui sarà più bisogno che sia un dialogo più profondo e più continuo tra i vari fasci della popolazione, no? E in modo che questa domanderà più attenzione anche al mondo di dogni, però mi ricordo che il primo incarico che io avevo dai dogni, no? Avevo già una monia che era veneta in vela, e allora mi aveva detto da non avere paura da per tempo da stare me dai dogni. Ecco, questa secondo me è la roba importante, condividi la vita di dogni, no? Qual può essere allora un augurio per il Cumelgo e per il futuro del Cumelgo? Il Cumelgo ha tante potenzialità, tante risorse,
con che aveva detto al vescovo Vincenzo Savio Cancleragnu, no? Che aveva proprio che su Chiamazen aveva fatto un'affermazione su una roba strana, no? Vi farei vedere li rob che vogliete. Noi on tante risorse, onda credi da pith nei stessi, e onda credi che noi on tanta più roba, più ricchezza dal punto di vista umano, dal punto di vista naturale e anche dal punto di vista storico e artistico da poter usufruire per noi, ma da anche chiedere. Dopo l'intervista a Don Attilio, adesso è lotta di Adriano De Lorenzo del gruppo Aldarmol. Buondì Adriano. Buondì a te. Allora, spieganti a chi che ascolta e chi vede la trasmissione che è il gruppo Aldarmol. Aldarmol è nato in sembra di Don, perché grazie a Don Attilio che pensò da mettere insieme questo gruppo e a ricercare queste persone per mettere insieme questo gruppo. Il gruppo Aldarmol che è nato dal 2004 di Don che è nato con lo scopo principale che è da mantenere la tradizione, da continuare la tradizione. In questo caso la tradizione che era la Sadi è stata tramandata la Sada ai nostri vecchi e tradizione soprattutto principalmente per quanto riguarda la sedia di Don e quel che ruota intorno alla sedia, e quindi niente che fa Don riguarda questa tradizione che era sicuramente importante per taglianti e non la sa perdi, perché che li robi che come tutte le tradizioni lei ha la denti, perché le tradizioni servono agli la denti e la roba un camomede tutti i cliché agli principalmente su stu coso che l'ho la sedia di Don, e quindi questo era segnale al nostro scopo da portare avanti quelli che non vada perduti e da sicuramente portare avanti e cercare di creare algo di nuovo. Questo è quel che cercano da fare e questo è quel che pian pianin portano avanti in base anche al tempo conduci, ecco. Quel che fa diversi li robe che fa una delle robe più belle sicure è quella da continuare a mantenere da di fuori con i torzi, i torzi la nostra sedia, che sicuramente nelle feste grandi che anche non fuori con si torzi chilò è una roba particolare e cladenti. Chi che non aveva mai visto, chi non ha mai visto resta segnala a vedere sta roba chilò e ovviamente gli piace tantissimo, e addirittura anche la denti che invece è abituati da vedi continua ad emozionarsi che anche io fuori si torzi, perché che io fuori sulla navata centrale della sedia e di che sicuramente dà anche una importanza e una solennità più grande anche alle feste grandi, ecco, la sedia, ecco. Quanti sedi in cui? Allora, noi sono in 7 in questo momento, ultimamente proprio mi dischilò domandò a un'altra persona dal posto che ha accettato l'intera da fare parte dal gruppo, e quindi adesso gli indignanti saranno in 8, che sia che di don ufficiali, però dopo è sempre qualcuno che ne dà una mano e ne aiuta anche su un'altra attività che fa don, ad esempio noi fa don anche per i canai con torno a fare meda caredma, quindi col burdella veccia e tutti quei robi lì. Forse vi aiutate anche da essere associazioni e gruppi la zona? Sì, anche tra associazioni, noi ad esempio per noi tantotti è il gruppo Candide che collabora per noi proprio anche per sti festi, anche le femmine che ne aiuta a intrattenersi i canali che fanno questi festi e così, e sempre pronti, sempre disponibili, quindi che di dognanti e al gruppo di Don, però dopo sempre un aiuto da Chiettar e ben l'intera Chiettar da una mano, insomma. Ma è un gruppo che fa capo a Ciandidi e Ciamazen, oppure che coinvolge anche Chiettar frazione dal comune? No, di Don che Ciandidi e Ciamazen in questo momento è la parrocchia di Ciandidi e fa parte della parrocchia di Ciandidi, perché i componenti è la parrocchia di Ciandidi, chissà che un domani si possa riuscire da fare partecipare anche da portare queste tradizioni anche di Paese. E attività prossime che è in programma? Dediché algo e fai algo sicuro verso i canali, e l'idea ovviamente il tempo tanto c'è pecco, e allora cercon da intanto non lasciare perdere quel che continuano a fare, perché lei è fondamentale, perché tantotti magari
smetti tante robe e allora magari tristi da mettere in crisi magari di gruppi o così per mettere massa roba, però sicuramente quel che ne un penso sarà algo rivolto ai canai. Grazie Adriano della tua testimonianza e auguri per il futuro di tutto il gruppo. Grazie a voi. Sani.